Risuonano le note delle sinfonie di Mozart tra gli ulivi della collina di Santa Giulia. Capita a Lavagna, dove un appassionato olivicoltore, Nino Trifiletti, nel seguire l'esempio di un vigneto in Toscana, ha deciso di prendersi cura anche così delle piante che crescono nel suo oliveto. Una passione che va ben oltre l'aspetto economico, è quello che ha avuto modo di raccontare alle persone che oggi hanno scelto di aderire all'iniziativa Oliveti Aperti, promossa in tutta Italia dal consorzio Olio DOP. Quello promosso dalla cooperativa Lavagnina è solo uno dei tanti eventi che sono stati realizzati anche nel Tiguglio. Facciamo vedere tutte le attività che si svolgono in oliveto, quindi la raccolta, la battitura delle olive, la potatura, e facciamo vedere tutte le attrezzature che si utilizzano e poi facciamo fare anche un piccolo giro nell'oliveto per far vedere proprio tutte le piante, non tutte ma un po' di piante, e poi li portiamo anche in una parte panoramica per fare delle foto, diciamo, del panorama di Lavagna, di Chiavari e di Portofino. Le persone sono interessate, seguono, fanno domande. Sì, sono interessate, fanno domande. Poi stiamo facendo vedere anche i muretti a secco, che è diventato patrimonio dell'UNESCO, muretti a secco che qui ce ne sono parecchi. Poi una volta fatto l'uliveto li portiamo queste persone al frantoio, li facciamo vedere le attività del frantoio, quindi tutte come se avessimo raccolto le olive oggi virtualmente, le portiamo in frantoio e facciamo vedere l'attività, diciamo, del frantoio per dove esce l'olio. Lei è il proprietario di questo oliveto, da qualche anno ha fatto una scelta di vita in questo caso. Sì, io ho fatto una scelta di vita, lavoravo in Telecom, poi a un certo punto non mi trovo più bene, quindi ho deciso di comprare questo terreno, diventare olivicoltore e sono produttore di olio anche DOP. Lei cura questo appezzamento anche in maniera particolare, c'è della musica che risuona tra queste piante. Sì, io ho messo Mozart perché ho letto su qualche rivista che le piante hanno 20 sensi, io a 5 ci arrivo, però a 20 è un po' difficile. Quindi le piante, essendo diciamo, l'essere vivente più antico dell'universo, effettivamente hanno sviluppato dei sensi al di fuori dell'umano, ecco, diciamo, e quindi la musica sicuramente fa bene alle piante.